Buona giornata a tutti da Renato Scanu su Media Web TV Europe per la rassegna ai comuni della Sardegna. Oggi in diretta da Iglesias, alle mie spalle le mura pisane, in questo centro importante sotto il profilo storico dell'Iglesiente e dell'intera Sardegna, nato con l'arrivo dei Fenici sul territorio dell'isola, ma che dovette attendere il Medioevo con la conquista dell'isola stessa da parte di Pisa per poter dar maggior risalto ed importanza alla città. Con la conquista nel 300 da parte degli aragonesi, la città stessa subì un duro arresto sotto molti profili. Il settore che maggiormente in questi secoli aveva una maggior richiesta di manovalanza era quello estrattivo, in una zona ricca di minerali che ha avuto poi maggior impulso nel corso dell'Ottocento, ma che è decaduto nella seconda metà del Novecento a causa dei paesi emergenti che fornivano i materiali estratti a prezzi troppo competitivi sul mercato internazionale. Oggi la città di Iglesias e il suo territorio sta approvando una politica economica differente al passato, improntata verso il settore terziario del turismo, creando quindi un nuovo polo attrattivo che porti il maggior numero di turisti non solo per visitare il centro storico, ma anche per vedere le zone naturalistiche. Accanto a queste sono nati infatti anche tour organizzati per far esplorare le aree e le miniere che un tempo erano il motore pulsante dell'economia di questi territori.